Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera e benvenuti. Oggi è mercoledì 11 marzo. Vediamo subito insieme l'andamento dei mercati globali. Una giornata negativa per le borse europee, altrettanto negativa anche per Wall Street, con il conflitto in Iran e gli ultimi dati sull'inflazione statunitense al centro dell'attenzione. Ma prima di vedere la chiusura delle borse europee, diamo uno sguardo a quello che sta accadendo oltreoceano, partendo dallo Standard & Poor's che prosegue in negativo dello 0,22 a 6.766, ecco che il Dow Jones meno 0,85, 47.305, il Nasdaq invece a quota punti con 24.902, meno 0,22, Russell meno 0,70, 2.530, con l'indice di volatilità VIX a più 1,57 a 25,31. E ora sguardo puntato al comparto valutario. Il dollaro sale dello 0,26 ma rimane a 99,19, il rapporto euro-dollaro invece scende dello 0,31 e 15,76, la sterlina contro il dollaro più meno 0,05 a 1,34,11, quindi comunque rimane intorno alla parità. Sguardo puntato, anzi mirino puntato sul comparto delle materie prime, in grandi attenzionate a fronte di quello che sta accadendo a livello internazionale. Vediamo che l'oro si conferma un bene rifugio per eccellenza, 5.169 dollari all'oncia, in negativo dello 0,40%. Sul versante invece energetico, grande attenzionato al prezzo del petrolio e del gas, lo sappiamo, il petrolio più 1,06, il crude oil con 87,32 dollari per barile. E ora sguardo al fronte obbligazionario, vediamo l'andamento dei titoli di Stato. Partiamo da quello decennale americano che annota un 4,21, mentre quello tedesco 2,93 e quello italiano 3,64, con un risultato finale che porta lo spread BTP Bund a 71,59 in salita del 7,78%. Sguardo ovviamente anche al comparto delle criptovalute. Il Bitcoin tenta appena di recuperare terreno, più 0,79 ma rimane comunque a 70.516 dollari, l'Ethereum 2056 con un più 0,98%. Vediamo subito insieme la chiusura delle borse europee. Partiamo dall'indice parigino CAC 40 che chiude con una flessione dello 0,51, 8.016 punti, IBEX 35 17.328, meno 0,67, la percentuale DAX 40 invece meno 1,59 a quota 23.587. Andiamo a vedere quello che accade a Londra. Indice UK 100, 10.318, discesa dello 0,90%, flessione anche per lo Stoxx 50, quindi con un meno 1,01 a 5.778. E vediamo subito insieme come chiude il nostro indice italiano Piazza Affari FTSE MIB questo mercoledì 11 marzo 2026, chiude in negativo dell'1,16%, posizionandosi a quota 44.678 punti. Era quindi questa la panoramica dei mercati. Grazie, alla prossima. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.